È una bella serata questa, per me in particolare. È una sera, una giornata in cui sto imparando molto. Consideratemi così, sappiate che avete di fronte a voi una persona che sul tema della sovranità è un umile studente. È uno francamente che per anni ha sottovalutato il tema, che si era convinto che in Sardegna come nel mezzogiorno d'Italia ci fosse un incastro negativo nel funzionamento delle istituzioni locali che sconsigliava avventure eccessivamente sovraniste. Sto imparando molto. Sto imparando soprattutto un punto essenziale, ne cito le parole di Francesco, che la sovranità è una pedagogia della responsabilità. E questa cosa mi ha convinto tempo fa ed è per questo che mi sento tutt'altro che a disagio ora nel parlare di sovranità. Ci ho messo un po' di tempo, ma ho capito il punto. Voglio dire che da quando l'ho capito ho cominciato a vedere le cose con un occhio diverso. Francamente, da quando ho capito cosa intendete per sovranità e cosa comincio a intendere anch'io, ho visto una sovranità continuamente mortificata. In Sardegna ho visto una sovranità mortificata in 1000 posti, in 1000 opportunità abbandonate. Questa è sovranità limitata, perché sono le nostre istituzioni che stanno funzionando male, è il nostro pessimo governo in questi 5 anni che sta tenendo bloccate 1000 opportunità di sviluppo, migliaia di posti di lavoro. E quindi mi convince molto l'idea che dobbiamo assumerci responsabilità localmente come sardi nella nostra regione, che dobbiamo fare una proposta di governo al centro. E lo dico non perché sono qua dentro, perché tanto poi i giornalisti riporteranno, lo dico per tutti, con al centro gli esercizi di sovranità responsabile. Noi dobbiamo Concludo. Abbiamo spazi importanti. Il nostro governo vorrà esercitare questa sovranità virtuosa tutti i giorni. E quando l'avremo esercitata con la nostra capacità di fare un buon governo, io credo che noi saremo legittimati a incrementare gli spazi di questa sovranità. E io credo che a quel punto tutti verranno dietro questa proposta, perché avremo dimostrato che l'esercizio responsabile della sovranità crea sviluppo, e crea sviluppo molto più rapidamente di quello che avremmo sotto istituzioni dello Stato centrale, che spesso funzionano male e che noi dobbiamo imparare a superare nell'efficacia e nell'efficienza. Questo dobbiamo fare, e a quel punto sarà naturale, non ci saranno grandi ideologie da portare in giro, sarà un processo naturale quello da... Ma forse la prima cosa, o l'ultima cosa, ma prima per importanza che voglio dire, che l'esercizio di una responsabile sovranità è anche e soprattutto fare un buon governo. E che quindi la sfida fondamentale è che questo governo, per essere buono, sia fatto dalle persone giuste, che sia un governo carico di competenze. Non ci sono istituzioni che funzionano bene, non ci sono governi che funzionano bene se non avremo la forza di scegliere le persone giuste, le persone che le cose le sanno fare. Se non abbiamo il coraggio di combattere privilegi ed egoismi di appartenenza. Questa è la sfida essenziale, questo sarà il passaggio cruciale per esercitare con la massima responsabilità e nel modo più virtuoso possibile
la nostra sovranità. Su questo, quando verrà il momento, chiederò il massimo aiuto da tutti. Grazie.